Arrivare a Redamont bisogna arrivare alla zona industriale di Longarone, l'uscita dell'autostrada è l'ultima uscita dell'autostrada a Pian di Vedoia, quindi si arriva da Treviso tramite l'autostrada, si arriva da Feltre per la strada normale statale oppure si arriva dalla parte alta del Cadore senza nessun problema. Longarone è nota purtroppo per il disastro del Vajont, noi siamo proprio sotto la diga. A Redamont quest'anno arriva il suo quarantennale, quindi è un risultato importantissimo. Ci saranno circa 180 ditte espositrici di 14 regioni italiane e di circa 10 paesi europei. Le novità sono moltissime sul tema dell'artigianato di qualità dell'arredamento della casa. Ci saranno i maestri tappezzieri, ci sarà un concorso per il premio artistico legato all'immagine del quarantennale di Redamont e ci saranno dei convegni interessantissimi coordinati attraverso gli ordini professionali e attraverso le associazioni di categoria. Allora possiamo dire ai nostri lettori di venire tutti a Redamont a fare un giro? Assolutamente sì, vi aspettiamo dal giorno 28, sabato e domenica, l'ultimo weekend di ottobre, e tutti i giorni successivi, compreso il 1° di novembre che sarà aperto tutto il giorno, fino al sabato-domenica 5 di novembre dalle 10 alle 19 oppure dalle 14 alle 20 durante gli orari settimanali. La Camera di Commercio sostiene ovviamente la Fiera di Longarone in quanto la Camera stessa è azionista della Fiera di Longarone ed esprime un consigliere in CDA, per cui c'è il massimo sostegno a tutte le iniziative, da Redamont al MIG, che sono le due più importanti e più conosciute, ma anche tutte le altre mostre che ci sono durante l'anno. È una realtà molto importante e espositiva, i dati di presenza di imprese trevigiane è molto alto e quindi il motivo ancora in più per essere testimoni e sostenitori di questa realtà, che è una delle poche realtà fieristiche che ha i numeri in positivo. Nella sua dimensione riesce a essere una fiera di riferimento e una fiera che non ha bisogno del sostegno pubblico per mantenere queste attività e queste manifestazioni.